Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Lui. Dio, tu hai preso la mia vita in mano tua e giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la vera vita, ed è per questo che io canto, ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io. Vogliamo cominciare a leggere lettera ai Colossesi 1 da 3 a 4. Noi ringraziamo Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Ho voluto salutarvi questa mattina con questo versetto, questi due versetti, perché oggi siamo qua a lodare il Signore come? Con
con canti, con preghiere, con testimonianze, perciò vi invito anche a prepararvi alle testimonianze che faremo dopo. E perché facciamo questo? Perché il Signore ci ha fatto santi. Dopo vedremo come, vedremo cosa ha fatto per farci diventare santi. E vogliamo subito cominciare mettendoci davanti al Re, cantando proprio la canzone Davanti al Re. In piedi, esattamente. Davanti a Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Sì, Signore, noi vogliamo innalzarti, ti vogliamo ringraziare, vogliamo venire in ginocchio da te, davanti al Re dei Re, Signore, un Re che possiamo chiamare Padre, perché tu sei anche nostro Padre, Signore. Come Re tu sei sovrano di tutta la terra, sei sovrano dell'universo, sei sovrano di ogni cosa, Signore. Però come Padre sei mio Padre, Signore, sei lì per me, vicino a me, per aiutarmi, per sostenere ognuno di noi, perché tu ci hai resi santi, Signore, ci hai resi grandi, ci hai resi nel tuo regno degno di essere lì, Signore. Grazie, Signore, perché tu hai un amore immenso verso di noi. Grazie, Signore, perché anche se noi siamo fallaci, Signore, tu sei lì, sei con noi, ci sostieni, ci aiuti. Grazie, Signore, perché tu cammini con noi, sei accanto a noi e non sei lontano da noi, Signore. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Continuiamo a leggere sempre dalla lettera ai Colossesi, da 1, da 13 a 14. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ecco come il Signore ci ha resi santi, ci ha trasportato da qua dove eravamo imperfetti, dove noi eravamo indegni e ci ha portati nel suo regno. Quando io leggevo queste parole, una cosa che mi ha colpito, una cosa che mi è venuta in mente, perdonatemi se lo voglio raccontare, la condivido con voi, è quando ho avuto i miei figli. Il Signore anche Lui parla quando le donne sono in travaglio, finito il travaglio c'è solo gioia. E la cosa che a me ha colpito quando ho avuto i miei figli è stato proprio questo, tutto quel travaglio, tutta quella sofferenza, tutto quanto, e poi vedere che in un secondo, in un attimo, c'era solo gioia. Si è dimenticato, cioè io non l'ho potuto provare personalmente perché l'ha provato più la donna che io,
Però io in quell'istante ho potuto osservare questa gioia, questo sparire il dolore di mia moglie, se possiamo dire così, vedere il figlio che guarda la mamma, e c'era questa armonia, c'era questa gioia, questa contentezza, c'era il sparire di tutte le sofferenze. Io quando ho letto questi versi mi è venuto questo: Dio che ci prende, ci trasporta, ci mette davanti a Gesù, perché questo doveva fare, perché Gesù ha fatto la sua opera, lo vedremo anche dopo, e in quel momento abbiamo potuto guardare Dio, perché eravamo puri. E la gioia di ritornare nel nostro habitat naturale, perché noi deriviamo da dove? Dov'era il nostro habitat? Era nel giardino dell'Eden. Chi si è tolto da questo giardino? Noi stessi ci siamo tolti. Noi abbiamo scelto di uscire da questo giardino. Ma il Signore ci ha sempre cercati. Lodiamo il Signore proprio con questo canto: quando vedo la tua santità. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per cui vivo e adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de tout un chacun ici présent, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ta grâce, Seigneur Jésus. Je bénis encore ton nom, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Tu as permis à ce que, Père, de près comme de loin, Seigneur Jésus, nous puissions t'adorer encore en ce jour. Tu as accordé le souffle de vie à chacun de nous.
tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Nous voulons encore en ce jour, Père, t'être reconnaissant pour ce que tu fais, Seigneur. Je bénis encore ton nom pour ce que tu as fait et tu continues de faire pour toujours, Seigneur. À toi la gloire, à jamais tu seras, Seigneur. Amen. Amen. Celebriamolo con salve, poiché il Signore è Dio grande, e grande è Re sopra tutti i dei. Nelle sue mani sono la profondità della terra, e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il Dio nostro e noi siamo il popolo di cui ha cura, il gregge con la sua mano conduce. Amen. Signore, ti voglio lodare e ringraziare per questa parola che questa mattina ho ricevuto, che mi ha riempito il cuore di gioia, Signore, perché comprendeva anche il culto di questa mattina, e voglio dimostrare a te, Signore, tutta la mia gratitudine per quello che tu hai fatto nella mia vita. Voglio lodarti per quello che hai fatto nella vita di tutti i miei fratelli e le mie sorelle, perché solo tu lo potevi fare, Signore. A te va tutta la nostra lode e ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie con tutto il cuore, perché abbiamo cantato prima la ragione per cui vivo e per adorare. È vero, Signore, siamo stati creati per dare l'adorazione a te, che sei il nostro creatore, che sei il nostro Signore, che sei il nostro Salvatore. Grazie per quello che tu hai fatto nelle nostre vite, grazie per quello che ancora farai, grazie per quello che non farai, Signore, perché tu ci ami di un amore immenso, lo hai dimostrato su quella croce per ognuno di noi. Così questa mattina vogliamo inginocchiarci davanti a te, la lode e l'onore che ti spetta perché ne sei degno. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Lodate al Signore, perché tu sei l'Eterno, perché su tutta la terra tu vigili, vegli, perché tu controlli, Signore, e perché tu permetti, Signore. Gloria a te per tutto quello che fai, per quello che non accade quando noi preghiamo, per quello che accade quando noi preghiamo, per quello che ci dai, Signore, per quello che non ci viene immediatamente, sia lode a te, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, insegnaci ad ammirare di più la tua beltà, Signore. Insegnaci, Signore, ad ascoltare di più, perché quando ti chiediamo delle cose, a volte, Signore, vediamo che c'è un silenzio attorno a noi, non capiamo se vuoi risponderci o lo farai, ma
Sicuramente tu lo stai facendo a tuo modo. Allora insegnaci, Signore, ad ammirare di più la tua beltà. È la ragione per cui vivo e lodarti, Signore. Vogliamo, pronunciare questa parola oggi. Vogliamo pronunciare questa frase, vogliamo imparare a pronunciare questa frase, perché non è facile, Signore. Tu conosci le nostre debolezze e, come diceva anche il fratello Gaetano, Signore, tu ci accetti così come siamo e noi vogliamo ringraziarti anche per questo e per tutto quello che hai fatto per noi. Sia lode in eterno per il Re dei Re, Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Amen. Davvero per sapere di essere tuoi. Grazie perché la tua mano potente e forte è sopra di noi. La sentiamo un calore immenso, sapere che tu sei l'unico vero Dio nella terra, l'unica persona, l'unica essere che non mente mai. Tutto quello che dici è verità, Signore. Noi ti seguiamo perché abbiamo capito che l'unico modo per redimere, per essere persone degne, è seguirti, Signore. Tu hai creato il mondo, tu hai creato noi, Signore, e continui a darci tutto quello che ci serve, Signore. Non serve chiedere perché tu sai già che cosa ci serve. Per quello noi siamo qui a lodare, a ringraziare tutto quello che continui a fare per la nostra vita. Sappiamo che tu hai tutto sotto controllo. Grazie, Padre, per darci questo continuo calore nel nostro cuore, perché sappiamo in chi abbiamo creduto, Padre. E sappiamo che andremo e staremo tutti insieme, Signore, come tu hai promesso, nel luogo che stai preparando. Grazie, caro Padre, con tutto il nostro cuore siamo qui a lodarti, Signore, nel tuo santo nome. Amen. Amen. Voglio chiedere al mio fratello Salvatore se mi legge dalla lettera ai Colossesi, capitolo 1, da 2 a 23. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Amen. Qui possiamo rivedere come Dio, Gesù, ci ha resi santi. Dopo vedremo l'opera che ha fatto Gesù, vediamo l'opera che ha fatto Dio, che è partito tutto da Lui. Qui vediamo che il Signore ci dice, ci ha resi santi, senza difetto e irreprensibili. Nel momento in cui noi siamo stati battezzati, nel momento in cui noi siamo stati messi con Lui sotto quell'acqua e siamo risorti con Lui, ci ha resi perfetti. Non possiamo pensare che siamo imperfetti, noi siamo perfetti in Cristo. E come possiamo continuare a essere perfetti in Cristo? Lo dice dopo, avendo fede, lasciando che lo Spirito Santo che il Signore ci ha donato faccia la sua opera. Perché l'opera è fatta in 3 parti. Dio ha tanto amato il mondo, Gesù è morto per noi sulla croce e dopo questo ci ha dato lo Spirito Santo. Noi dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo viva e possa, come si può dire, esprimersi, possa portare la gioia del Signore, possa farci vivere nell'amore del Signore. E cosa ha fatto Dio per voi? Cosa ha fatto Gesù in questa settimana? Cosa ha fatto Gesù nella vostra vita? Ecco che, come dicevo prima, siamo arrivati al momento delle testimonianze. Facciamo delle piccole testimonianze, facciamo vedere
al mondo, facciamo vedere la bellezza del Signore tramite l'opera sua, quello che Lui ha fatto per noi. A voi la parola. Io voglio ringraziare il Signore perché sapete tutti che io credo nella potenza della preghiera. E ieri proprio ho pregato forte per un problema che avevamo con la mamma di Giovanni. E questo problema sembrava impossibile risolverlo, invece un'ora dopo sento la parola che l'abbiamo trovato. E me sono scese lacrime perché dico, Signore, rispondi sempre. Siamo noi che tante volte dubitiamo che tu possa fare, che tu possa compiere, ma tu sei potente, sei grande. E voglio ringraziare il Signore e chiedo anche preghiera per Margherita perché ha bisogno di un aiuto veramente pressante. E il Signore sa, l'ho messa nelle sue mani e il Signore ci guiderà con la sua saggezza cosa fare. Amen. Adesso mi ritorno a sedere. Voglio ringraziare il Signore perché è straordinario e perché ho 47 anni ma a volte devo ancora imparare l'ABC. 23 di vita, 26 di vita con lui e di nuovo come se fossi a imparare l'ABC, ma io voglio veramente ringraziare il Signore perché c'è un fratello che ha dei doni straordinari e che li mette a disposizione dei fratelli e mi ha guidato verso il Salmo 8 quando dice: eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. E poi lo ha collegato con, ma lo leggo da qua, il versetto di seconda Pietro dall'1 al 4. Attraverso queste cose vi sono state elargite le sue promesse, e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggita alla corruzione e al male di questo mondo che è causa della concupiscenza. E poi da Galati 6,4: esamina le tue opere, la tua propria opera, così avrai modo di vantarti in rapporto a noi stessi e non perché mi paragono agli altri. Scusate, l'ho declinato in prima persona, per cui lo dovevo poi cambiare. E mi ha insegnato che dobbiamo imparare a dirci: hai fatto un buon lavoro, cosa che l'autogratificazione per me è sconosciuta o inutile o vado il mio normale. Invece il Signore dice: no, tu sei prezioso, ti ho coronato di onore e di gloria. Un concetto che per me è di cui ero affamata ma di cui ero completamente estranea. E mi ha detto anche: poi insegna a spiegare ai tuoi figli il loro valore, ma loro vedranno in te l'incoerenza perché non lo stai facendo su di te. E io di questa cosa mi ha scosso parecchio, perché sono delle lezioni che non ho imparato a suo tempo ma che sto imparando adesso col Signore. E voglio ringraziare per questi elettroshock che ci manda, ognuno ha i propri, e questo è stato importantissimo questa settimana. Amen. Salvatore. Sì, ma volevo solo leggere dal web qualcosa. Libera che ci scrive: Dio benedica ogni figlio suo riscattato dal sangue prezioso di Gesù Cristo. Salutiamo Libera. E Amen. Riccardo, che per restare anche in tema ci legge Colossesi 1, 3, 4. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede. E ci dice che Dio vi benedica, e noi gli diciamo che Dio benedica anche te, guarisci presto. E torna nella comunità. Amen. Ringraziamo chi è da fuori, ci ha
ci segue fondamentalmente, e ringraziamo perché possiamo essere una chiesa molto più grande di quella che è. Ieri mattina a Udine in piazza un uomo della chiesa quella che noi chiamavamo di Colugna, ora non lo so, in via Forze Armate, inaugureranno proprio sabato prossimo, tra parentesi ci invitano, e ha testimoniato fortemente attraverso una mostra di quadri il suo amore per Gesù Cristo, con il microfono. Tutta la piazza San Giacomo ha sentito, e siccome c'era anche il coro della chiesa romena di Remanzacco, con il microfono il responsabile del gruppo musicale, uno dei responsabili del gruppo musicale, si chiama Remus, qualcuno di noi lo conosce, sempre col microfono in tutta la piazza ha detto: noi siamo qui a cantare perché vogliamo onorare il Signore nostro Gesù Cristo che ci ha salvato. E tutta questa cosa è avvenuta con la collaborazione anche di un ristorantino del posto che è un nostro, mio e di altri amici, circolo culturale. E voglio dirvi che il Signore potentemente continua a parlare in questa città e noi siamo presenti. Siate presenti con le vostre preghiere quando non potete venire in questi incontri, perché la testimonianza è importante. Abbiamo distribuito alcuni calendari, non so quanti, una cinquantina circa, insomma, ed è stato un momento importante. Vi preghiamo di essere con noi tutti che facciamo queste operazioni, anche quando non ci siete fisicamente. Vi preghiamo di essere con noi. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Primo luogo perché veramente con mia sorella, la più piccola, sembra che, io spero veramente, perché ultimamente gli ha messo dei paletti, perché lei è disoccupata da un po', gli ha messo dei paletti e io ho detto: dai, perché tu devi stare un po' con me per un po' di tempo, visto che ho bisogno, no? Però poi dopo l'ho messa sempre in preghiera, cioè per il Signore, ti prego, aiutala, sì. Non è ancora ora di pensione per mia sorella, ancora parecchi anni da lavorare, ti prego, aiutala tu. Insomma, morale, è arrivata l'altro giorno e mi ha detto: guarda, mi hanno chiamato per fare il corso OS, perché lei si era messa in lista, anche perché poi ha più possibilità. Alleluia, sono già felice. Gloria, diamo la gloria sempre al Signore di quello che fa. Allora vogliamo con queste ultime parole fare un canto prima della cena del Signore, che è proprio amate il Signore. Signore, con tutto il cuore.
proposito della parola di vita, voglio chiedere a un altro mio fratello, nonché padre adottato, di leggere sempre da Colossesi 2, dall'11 al 15. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. Vediamo in questi versetti che non siamo stati circoncisi da mano di uomo, ma siamo stati circoncisi dalla mano di Dio. E questa è una circoncisione che non è fatta nella carne, ma è fatta nello spirito. L'altra parte, siamo risorti grazie a Dio tramite il Figlio. E lì andiamo proprio nella cena del Signore, siamo risorti, grazie perché Lui ha fatto risorgere suo Figlio dai morti, siamo risorti anche noi con Lui e siamo stati resi santi. E qui c'è un'altra cosa che colpisce molto ed è il debito che noi avevamo. Tanti di noi hanno avuto il debito della casa, quello che sia, perciò c'è un debito, devi pagarlo, però lo puoi pagare come? Con moneta, puoi pagarlo in un modo o nell'altro. Se non paghi entri in una condizione in cui non puoi fare più niente, se non sbaglio si chiama CRIF, una cosa del genere, giusto? Perciò lì non puoi fare più niente, non puoi chiedere debiti, non puoi fare niente. Il Gesù non ha fatto solo estinto il nostro debito, non ha fatto solo questo, ma ha estinto un debito che noi non potevamo estinguere. Un debito che non potevamo chiedere un altro debito per estinguerlo, ma se lui non faceva l'opera che ha fatto, noi eravamo e siamo morti. Ecco cosa rappresenta quello che il Signore ci chiede di ricordare, il suo sacrificio per portarci alla salvezza, che è l'opera di Dio che è fatta per nostro amore e perché vuole che tutti siano salvati, qualsiasi persona. Anche quelli che perseguitano la Chiesa e corrono dietro queste persone per ucciderle. Paolo era una persona che faceva più o meno una cosa simile. E quando ha capito che Cristo è il Vangelo, che Cristo è la salvezza, è cambiato, è diventato un'altra persona. Il suo scopo della vita è diventato Cristo e deve essere il nostro scopo della vita, diventare e seguire Cristo. Tu che non hai fatto ancora questo passo, tu che non hai ancora deciso questo, sappi che sei morto, sappi che non puoi fare nulla, niente, non c'è qualcosa nel mondo né di buono né di cattivo, né che noi possiamo metterci lì a fare le opere buone, non c'è niente che ci salva se non credere che Cristo è morto per i nostri peccati. E affrontiamo proprio questo cena del Signore per chi ha fatto questo passo, con questa gioia di sapere di essere salvati. Quando passa e prendiamo il pane, gioiamo, non perché Cristo è morto, non perché Cristo è stato crocifisso sulla croce, ma perché Lui è risorto. Perché Lui ha preso in giro tutti quelli che dicevano che Lui non l'avrebbe fatto. Lo dice anche qua nelle ultime parole. Lui ha preso scherno, non ha solo pagato il debito. Ha detto, voi non potete più niente su questa persona,
non potete fare più niente, non c'è nessuno che ci può toccare se noi siamo in Cristo. E voglio chiedere a Giovanni di venire qui, pregare con me, o pregare per i simboli e ad aiutarmi per la distribuzione. Caro Padre, non ci sono parole per esprimerti il nostro ringraziamento, la nostra adorazione, Signore, per quello che Tu hai fatto, ma soprattutto per ciò che Tu sei. Tu sei colui che ha lasciato la gloria dei cieli, che è sceso in mezzo a noi, si è fatto uomo, Signore, per pagare un debito che noi non potevamo mai pagare, Signore. Grazie per l'amore che hai per noi, grazie per l'amore che hai per la tua creatura, Signore, grazie per l'amore che hai per ogni uomo, Signore, per ogni uomo che accetta questo dono di grazia. Così, Signore, benedici i simboli, Signore, benedici le nostre vite, che possiamo veramente essere grati, Signore, ed esaminare le nostre vite alla luce della tua parola, alla luce di ciò che tu sei. E se c'è qualcosa da cambiare, Signore, lasciare che sia tu a trasformare, a continuare a trasformare le nostre vite. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Cantiamo questo canto prima di passare alla parola del Signore. Gesù Cristo è tanto grande. Facciamolo in piedi e facciamolo ascoltando le parole e usando le parole che ha questa canzone proprio per lodare il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama. Come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato ed il mio sangue per te ho versato? Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama. Come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato ed il mio sangue per te ho versato? Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Buongiorno a tutti, a quelli che sono qui e a chi siete sparsi per il mondo, insomma. La prima cosa che volevo dire stamattina è che questi ragazzi sono bravi. Siete bravi, bisogna dirlo, E anche il vostro ministero, mi permetto di chiamarlo così, è un ministero che rallegra il cuore, perché la musica rallegra. Quindi grazie perché avete già fatto tanto, e tanto per noi, ma l'avete fatto anche per il Signore, perché siamo tutti qui per lodare, adorare il Signore, quindi ognuno con la propria arte, con i propri doni, e ci tengo a dirlo, grazie a voi. E adesso noi ci inchiniamo alla parola, ci avviciniamo alla parola, perché stamattina ho pensato un po' di brani scritturali,
li ho messi un po' uno dietro l'altro, ma sono partito da un'idea precisa. Non so se parlerò tanto sui testi, però volevo che noi potessimo guardare questi testi come quello che ci vogliono dire, quello che ci vogliono portare, il messaggio che ci vogliono dare. Tutto è partito dal fatto che dicembre è un mese speciale, è un mese bello, è un mese tragico, è un mese di feste, anche un mese di dolore, perché quando arrivano gli anniversari dopo i lutti sono sempre dei dolori. Però è un mese in cui non si può fare a meno che, è vero, che non si sa se Natale è stato ad agosto o a dicembre, a me onestamente non è che me ne frega tanto, si può dire, cioè, non mi interessa tanto di questo, a me interessa il fatto che c'è stato un momento in cui questo Natale è stato vero e concreto, e senza questo Natale non esistiamo noi. Senza questo momento in cui il Signore è venuto sulla faccia della terra, non avremmo noi senso di esistere, non esisteremmo nemmeno. E volevo collegare questo pensiero a questo messaggio che ci porta questo momento di Natale. Ripeto, che sia stato cronologicamente in questa data o in un'altra, cosa conta? Non fa nessuna differenza. Quello che è importante è la concretezza, la realtà e la verità di quello che è successo. E ci sono i dati storici per questo. E quello che vorrei dire è che ce lo siamo detti probabilmente ogni Natale, almeno anche come credenti, di dare il senso a questo momento, di percepire dentro di noi il senso del Natale, percepire dentro di noi il messaggio del Natale. Non parlerò contro il panettone, non parlerò contro, cioè, buon panettone, mangiatelo, buon pandoro, mangiatelo. Non parlerò contro l'albero di Natale, fatelo, il presepe, ma fate tutto quello che volete. Ma qual è il senso? E questo è importante. Il senso di questo atto storico nella nostra vita, di questo atto storico nella storia che poi è arrivato fino a noi e come è arrivato fino a noi. Perciò mi è venuto così in mente di leggere insieme a voi Ebrei capitolo 1. Leggerò tutto il capitolo, ma poi ci fermeremo soltanto all'inizio, perché quello che per me è importante è questo. Vabbè, abbiamo la stessa versione, quindi leggo da qua. Ecco il testo cosa dice. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato anche a noi per mezzo del Figlio. In questi ultimi giorni, questo mi ha fatto pensare e riflettere, anche per noi sono adesso, in questo momento. C'è un adesso storico, c'è un adesso presente, un adesso che ci accompagna. Quindi riprendo la lettura. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà dei luoghi altissimi. Nell'Epistola agli Ebrei si mostra come Gesù è superiore a tutto quello che c'è stato prima ed è superiore perché lo completa, è superiore perché è maggiore, è superiore perché oltre questo non aspettiamo niente, oltre questo non c'è più altro da fare, oltre questo non c'è niente da fare perché quello che c'era da fare è stato fatto, quello che ci troviamo davanti all'ultima parola della croce, tutto è compiuto, e comincia con gli angeli e fa una descrizione, un paragone, qualche spunto lo prenderemo anche noi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre
degli angeli dice, dei suoi angeli, egli, cioè Dio, fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio dice invece, il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia e a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Ci fermiamo qui con la lettura. È interessante questo paragone che fa con gli angeli. Ora, gli angeli sono messaggeri, gli angeli sono i postini, ecco, quelli che portano il messaggio, portano la lettera, quello che c'è da dire. E la differenza è che loro, gli angeli, portano il messaggio e Gesù è invece il messaggio stesso. È semplice ma radicale la differenza. Non è ti porto il messaggio, e il messaggio si è venuto a presentare a noi, è venuto ad incontrarci, e questa è la differenza. E poi gli angeli sono dei servitori, ma lui ha ricevuto un nome eccellente. Ci sono anche dei nomi eccellenti negli angeli. C'è Gabriele, che sarebbe il guerriero di Dio. Ci sono altri nomi degli angeli. Ma il nome di Cristo è uno ed è interessante e non c'è la possibilità che questo nome lo possa avere un altro nell'essenza dell'essere, perché significa con noi Dio. Quindi non è un messaggio che parte da Dio e arriva all'umanità, è molto semplicemente Dio stesso che arriva a noi, all'umanità, per parlarci di persona. Per parlare di persona, per esprimersi di persona. L'ebraico è con noi Dio e ci mette in enfasi in questo nome, con noi. Quando noi abbiamo perso l'appartenenza, il legame di appartenenza, quando noi ci sentiamo come dei granelli di sabbia buttati nel pianeta e giriamo intorno a noi, guardiamo e non troviamo niente, con noi Dio. È interessante il con noi, perché esistono pure gli altri, perché non sei solo, non sei sola, non è con me Dio, il nome sarebbe stato diverso, ma è con noi Dio. Ed è interessante questo aspetto della comunità, è interessante l'aspetto della pluralità. Vi ricordate, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E questa pluralità di Dio la trasmette e la rivela a noi, con noi Dio. Qual è la preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù? Lo potete dire bello forte? Ecco, non è Padre mio, lo puoi dire Padre mio, tranquilli, certo. Ma il concetto che Gesù stesso rivela da parte del Padre, che è sempre come un filo rosso, che da Genesi 1 facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, questa pluralità di Dio, questa armonia, questo essere insieme nella Trinità. Noi lo diciamo con una parola, per capirci, anche se la parola Trinità nella Bibbia non c'è, ma per capirci intendiamo quello, questa armonia allora viene trasmessa a noi che siamo diversi, a noi che siamo come siamo, no? Guardiamoci un po' allo specchio, siamo quelli che siamo, però ci insegna Padre nostro, e in questo nostro ci sei tu, c'è lei, anche tu, lei, tutti quanti, anche voi, anche voi. Padre nostro, questa accoglienza, questo essere con noi, perciò il nome di Gesù è superiore, è unico,
non lo può portare nessun altro. Nell'essenza, ho detto, ovviamente ci sono tanti ragazzi, persone si chiamano Emanuele, ma queste persone che hanno questo nome vogliono ricordarci che c'è l'Emanuele, c'è quello con l'articolo determinativo, lui, l'unico, l'Immanuel, con noi Dio. Ognuno di noi abbiamo un nome che ci esprime la nostra personalità, esprime chi siamo, ma ci sono dei nomi che ci ricordano tanto, un messaggio prezioso per noi, questo Dio con noi. E quindi abbiamo questo collegamento, questo confronto, e l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci racconta come c'è questa diversità, questa differenza. Degli angeli ne fa dei servitori, li usa come vuole, ma del figlio, il figlio è l'erede. Il nome che viene usato qui come figlio è Uios, che è l'erede, è quello della stirpe. E chi praticamente una volta che non c'è uno esiste l'altro ed è l'uguale dell'altro. Cristo è l'erede. Cristo è chi possiede tutto ciò che il Padre possiede. E se leggete il Vangelo di Giovanni, lui ce lo spiega in tante maniere. Lui, faccio una piccola parentesi, lui ha parlato anticamente e molte volte, in molte maniere, ai padri. Tutto il Pentateuco, la legge, la Torah, l'istruzione, è un racconto della storia dalla creazione in poi per dire ai padri ci sarà una speranza. Tempo fa ho parlato con voi un po' della situazione della caduta dell'uomo, no? Vi ricordate? Ed è Dio stesso che stabilisce l'inimicizia tra il diavolo, tra la stirpe del diavolo e la stirpe della donna, proclamando che proprio dalla stirpe della donna ci sarà chi avrebbe schiacciato il capo del diavolo, avrebbe dato la vittoria. Stamattina si è già parlato di riscatto, si è parlato di perdono dei peccati, abbiamo celebrato la cena del Signore. Questa è una parola detta anticamente ai padri e che si è realizzata, e si è realizzata in Cristo. In Deuteronomio Mosè, per esempio, dice: per te, Yahweh, Dio della relazione, Dio onnipotente, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, a lui darete ascolto. Interessante. Da Sion verrà la legge, e lì manca l'articolo in ebraico. Significa da Sion verrà una nuova legge. E noi siamo nella legge di Cristo. Perciò lo ascolterete. È forte quello che dice Mosè di se stesso in questo versetto. La speranza che vede già nella promessa di Cristo. Io faccio quello che posso, faccio del mio meglio, e Mosè non è che era uno così. Mosè ha scritto la Costituzione del popolo di Israele, dette in parole molto semplici. Scrive la carta magna del popolo di Israele. Ma lui stesso dice: verrà qualcuno, un altro profeta, un altro che porterà verso di voi, prospero e portare verso gli altri. Ecco il messaggio. Porterà verso di voi la parola e a lui darete ascolto. Ecco, siamo chiamati a questo, perché c'è una volontà di Dio che attraversa tutti i tempi, tutte le antichità per arrivare a noi. E per avere diritto a questo vi leggo un altro testo, perché si può dire giustamente e storicamente ci sono degli atti storici che sono menzionati, descritti, rivelati a quel momento storico. Ma noi come c'entriamo?
Noi come possiamo fare parte di questo? Sono tutte cose belle, ma noi ne abbiamo diritto abbiamo diritto di averle, abbiamo il diritto di partecipare a queste cose, abbiamo il diritto di partecipare a queste promesse, perché l'Epistola agli Ebrei è scritta circa 2000 anni fa, poco meno, e viene scritta lì, per quel momento. Ma c'è Dio stesso che si preoccupa di noi. C'è Gesù stesso che si preoccupa di noi per darci la legittimità di poter essere chi siamo. Tenete a mente tutte le letture che avete già sentito stamattina di Colossesi, emblematiche, straordinarie. Ma ritroviamo in noi questo momento di contemplazione e di conforto e direi di godercela davanti al Signore, questo fatto di sapere che il Signore ha pensato pure a noi. Giovanni 17,20, mi pare che ce l'hai, sì. Dice così: non prego soltanto per questi. Siamo prima della settimana della crocifissione e c'è Gesù, vi ricordate Giovanni 14, incoraggia i discepoli, ragà, non vi scoraggiate, davanti a me c'è la croce, tranquilli, io tornerò, mica vi lascio orfani, cioè mica vi lascio a mezzo alla strada, mica vi lascio a metà opera. Filippesi comincia così: colui che ha cominciato un'opera in voi la porterà a compimento. Cioè mica il Signore è un traditore, mica Gesù è come noi che iniziamo tante cose ma non le finiamo, o sulle nostre scrivanie ci sono delle pile di cose da terminare che sono ancora lì. No, Gesù è un uomo di parola, Gesù è un Signore di parola, Dio è un Dio di parola, in tutti i sensi. Anche perché Gesù è la parola. Ma vediamo qui, Gesù prega e ci sono tante cose scritte in questa parola, ma per noi che vogliamo sentire la legittimità di quello che leggiamo nelle scritture, la legittimità di poterci chiedere: ma queste cose valgono pure per me? Bene, leggiamo qui. Non prego soltanto per questi, cioè quelli che aveva presenti, aveva già pregato, stava pregando per loro, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Ecco, e siamo arrivati fino a noi. E così, di predicazione in predicazione, di generazione in generazione, questo benedetto beneficio, questa grazia meravigliosa è arrivata fino a noi. E possiamo dire: Signore, grazie, perché ci hai amati, anche noi ci possiamo collegare, ci hai amati da sempre, ci hai amati quando noi non potevamo capire che cos'era questo amore, ci hai amati quando noi eravamo interessati a tutto tranne che il Signore. Così veloce vi leggo un versetto che so che avete studiato l'Epistola ai Romani, lo conoscete molto bene. Mentre eravate nemici di Dio, nemici di Dio, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo. Quindi quando noi eravamo su un'altra pista, anzi su una pista opposta a Dio, Dio si era già preoccupato per noi. A me piace questo Signore, non so a voi, ma a me piace un sacco, perché mi esprime la sua grazia, mi esprime il suo amore, e vorrei proprio comunicarvi questo pensiero e questo sentimento di grazia ed amore e di conforto del Signore, che, come dico tante volte, non è che lo capiamo fino in fondo il Signore, e meno male, perché saremmo più grandi di Lui, ma comunque questo è il messaggio, che non ce l'ha mandato attraverso i messaggeri, ma che Lui stesso è il messaggio. Lui stesso è venuto a esprimere se stesso, a rivelare se stesso, che è il Dio della consolazione.
il Dio del conforto, il Dio della vittoria, il Dio della grazia, il Dio del perdono, il Dio del poter ripartire da ora per l'eternità. E quello che dice qua ancora, nel versetto 21, che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi. Io penso che se ci concentriamo su questi pensieri il cervello ci sviene, perché non riusciamo a percepire fino in fondo che cosa significa. Meno male che ci viene in aiuto lo Spirito Santo per integrare questi pensieri, essere uno con Dio. Abbiamo sentito stamattina nella lettura, ci ha dato la grazia di partecipare alla natura divina. Questo significa. Pietro questa affermazione non se l'ha tirata così dalla manica, ha sintetizzato proprio quello che qui è scritto, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, affinché siano con uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Cioè Gesù che ci mette al suo livello. Come hai amato me, ami pure loro. Per questo vi dico che il cervello sviene. Cioè, che significa? Com'è che Dio ha amato il Figlio? Com'è che Dio Padre ha amato Dio Figlio? Io penso che avremo bisogno di percorrere tutta la vita in comunione con Cristo, in comunione con Dio, per capire pian pianino cosa può significare. Certo, chi è mamma lo capisce, chi è un vero padre lo capisce qualche cosa, non esageriamo. Le mamme capiscono di più. Però possiamo andare avanti tutta la nostra vita per capire sempre di più. Non vi nascondo che rileggendo questi testi per riflettere per voi, mi sentivo il cuore confortato, mi sentivo coccolato. Sono cose che non puoi spiegare, ma sai che ci sono. E sapete perché sappiamo che ci sono? Perché siamo il Tempio dello Spirito Santo. Almeno Lui ci aiuta a capire le cose. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere. Ecco la speranza di questa crescita nella conoscenza, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Cioè, io rimango senza parole davanti a questi versi, davanti a queste espressioni. Si può fare soltanto silenzio e rileggere, e poter dire, Signore, mi fai capire un po' di più. Io non ho la pretesa di spiegarvi questi versi. Ci potrei parlare 10 ore, ma la mia pretesa è dirvi, accostiamoci alla parola, gustiamo la parola, chiniamoci alla parola, inchiniamoci davanti al Signore nell'ascolto, perché, come ha detto Mosè, un altro profeta sarà ascoltato. Ve lo dico meglio come è scritto perché è ancora meglio di come lo dico io. Un profeta come me, a lui darete ascolto. Andare lì, all'ascolto del Signore. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. E ognuno di noi avrà una comprensione personale, intima, di questa conoscenza, di questa percezione e dell'integrazione dell'amore di Dio. Sarà una percezione tua, personalmente tua. Questo è Dio della Bibbia. Lui che si intriga con noi. Vorrei concludere con la lettura di Giovanni 1, è un altro prologo, ma giusto per dirvi en passant che
nella Bibbia poi durante tutto l'Antico Testamento ci sono tante profezie, precise alcune, determinate altre, meno più generiche, dell'annuncio della venuta di Gesù. Michea 5,1: ma da te, o Betlem Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Per questo sono andati in Genesi. Sarà lui che porterà la pace. Isaia 7,14: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Immanuel. Sono un po' le cose che ho detto poco fa e poi ancora altri. Sono sicuro che saranno testi letti in questo periodo prima di Natale, quindi non voglio prendere dei testi ad altri che rifletteranno sulle scritture, ma Giovanni è interessante perché lega di nuovo l'eternità passata all'eternità futura e nel mezzo ci troviamo noi. Nel principio era la parola, il messaggero è invece il messaggio. Il messaggero porta una parola che già c'è, non è che porta una parola che non esiste. Quando voi mandate una lettera, il pensiero scritto è dentro la vostra testa, c'era già, poi lo mettete in carta, chiudete e mandate. Ma questo significa. Quello che ci hanno detto tutti quelli prima di Gesù è perché la parola era già eternamente presente. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. E quando si parla di principio è sempre il principio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Genesi poteva descrivere le cose come la fatina, che non dice niente. No, sia la luce. E questa è la parola, il verbo azione. L'eterna esistenza della seconda persona della Trinità. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatto. Qui c'è un errore di grammatica. Di colpo Giovanni passa dall'imperfetto, come tempo del verbo, dal passato, mette un presente, perché nel greco il presente è sempre presente. Non dice, non ha bisogno di dire la luce splendeva, adesso splende, splenderà. No, gli basta dire che questo è l'inizio e adesso la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Questo è il Signore, questo è Cristo, questa è la luce di Cristo. Poi si parla di Giovanni Battista e poi parla di nuovo della parola, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Vedete come c'è quella rottura nella forma verbale e poi riprende di nuovo la forma verbale di prima. E la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Vi ricordate quella parola un po' che se la leggiamo a freddo diciamo, che sta facendo Gesù? Quando gli dicono, senti Gesù è arrivato tua madre e i tuoi fratelli. Cosa dice Gesù? Sembra un maleducato lì, cioè proprio uno screanzato. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Solo quelli che ascoltano la parola di Dio. Ed è qui che ci porta. A tutti coloro che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto
di diventare figli di Dio. C'è questo senso di familiarità dell'insieme. Abbiamo parlato di questo Dio al plurale, Padre nostro. Questo essere nell'insieme per essere la Chiesa di Dio, per essere i figli di Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito dal Padre. Sapete la forma greca che dice qui? Gloria come chi è venuto verso di noi, ma stava a fianco del Padre. È interessante. Non è uno che era più basso, era lì, a fianco al Padre. Per questo nella preghiera di Giovanni 17 che abbiamo letto, lui dice: adesso io torno a prendermi la gloria che avevo da sempre. E la gloria che ho avuto sulla faccia della terra, cosa dice lì? Che ne fa? Ve lo ricordate? Io lascio loro la mia gloria. Non so come vi sentite, non so questa parola cosa vi dà. C'è l'opera, il peso, il valore dell'opera di Cristo sulla terra, lo lascia a noi. Non so se... Altro punto da riflettere, ragazzi. Che significa? Gesù dice in quella preghiera: io ho la mia gloria, l'ho lasciata, sono stato glorioso sulla faccia della terra, ho fatto quello che ci dovevo fare, la parola gloria significa anche peso, valore, no? Preziosità, tutto quello che c'era da fatto l'ho fatto al meglio di me e adesso questa opera non si interrompe perché io vado al Padre, ma questa opera la continueranno quelli che hanno creduto in te e tutti quelli che crederanno attraverso la loro parola. Ci siamo? Non sono cose complicate. Il problema è che noi siamo lontani da questi pensieri. Siamo lontani da sentirci privilegiati di appartenere a questo Cristo. Siamo lontani dal percepire la grazia di Dio, dal percepire l'amore di Dio, dal percepire il calore del Signore, che diventa il motore della nostra vita. E che la nostra gloria del Signore, verso la comunione del Signore, questa ricerca di comunione affinché noi possiamo vivere il meglio possibile quello che possiamo vivere sulla faccia della terra. Ma vi sembra poco vivere da figli di Dio? Vi sembra poco vivere da fratelli di Gesù? Magari gli altri non lo capiranno, non capiranno questi concetti, ma almeno voi li capite questi concetti? E allora chiedete al Signore, allo Spirito Santo, di integrarli dentro di voi. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Preghiamo. Signore, quando vediamo la tua opera, la contempliamo, la consideriamo, la ritroviamo nuova, fresca ogni giorno, perché la vediamo in un'altra misura della nostra vita, in un altro momento della nostra vita, in un altro momento della nostra fede, perché la vediamo oggi. È quello che ti preghiamo, Signore, che tu ci possa dare ogni giorno il momento, il pensiero di riflettere e di considerare la tua grazia, affinché la possiamo integrare nuova, poter capire sempre di più quanto ci hai amato, l'opera che hai fatto in noi, i privilegi che ci hai dato, la grazia che ci hai dato, capire profondamente il perdono che ci hai dato, affinché dal nostro cuore, dalla nostra bocca, dalla nostra mente possa uscire una lode coerente alla tua opera in noi e alla tua opera che hai fatto nei secoli dei secoli.
Padre Santo, ti prego di benedire ognuna di queste famiglie rappresentate, per coloro che non sono assenti, per coloro che stanno ascoltando online, che tu possa benedire tutti quanti noi affinché possiamo essere i tuoi testimoni gloriosi in questo mondo di tenebre. Tutte queste cose, Signore, le preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Cosa dire di più che amen? Oggi ci siamo caricati, abbiamo avuto l'onore di lodare il Signore, abbiamo avuto l'onore di stare nella presenza del Signore, ma non finisce qui. Non è oggi che o solo la domenica o solo nel giorno in cui decidiamo di fare la lode nel Signore e ci ricarichiamo le pile, ci ricarichiamo l'anima, finisce tutto qua. A me, ascoltando, mi è venuta adesso non so in che parte è, sicuramente lo conoscete, dice, quando il Signore dice andate e fate discepoli. Questo è il nostro compito, adesso, da oggi, da sempre. Ecco, infatti ce l'abbiamo proprio lì. Perciò ragazzi, sì, abbiamo caricato, ci siamo caricati, abbiamo potuto sentire la parola del Signore grazie al nostro fratello Gaetano, quello che il Signore ci voleva dire. Vogliamo salutare chi ci segue dal web, chi ci segue da fuori, chi ci percepisce, chi ci sente da fuori anche nella Chiesa del mondo, perché la Chiesa non è chiusa qui dentro, ma è Chiesa, è tutto il mondo in sé, dove c'è Cristo e dove c'è la parola e il Vangelo di Cristo. Vogliamo cantare, e così salutiamo proprio quelli che ci stanno seguendo, con Gesù Cristo, no, perdonatemi, l'abbiamo fatto prima, l'Eterno è il mio pastore. Facciamo in piedi. L'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Pascoli